Progetti e priorità per Vittorio Veneto che vanno dalla salvaguardia dell'ospedale al turismo fino alla crescita economica. Sentiamo cosa farebbero come prima cosa i candidati sindaco Alessandro De Bastiani, Michele Toffoli e Valerio Petterle. La prima in assoluto è quella della salvaguardia dell'ospedale di Vittorio Veneto che da anni subisce appunto un'erosione. Dal 2002 noi aspettiamo l'istituzione dei 4 posti di terapia intensiva che ci sono sempre stati promessi e non sono mai stati istituiti. Mettere subito diciamo il traforo di Sant'Augusta, mettere a regime e calcolare i costi di manutenzione, vedere se sono della cittadinanza o dell'ANAS, mettere soprattutto una spinta enorme all'economia che ristagna e cercare di favorire le fasce deboli della popolazione, anziani e giovani. La cosa più urgente innanzitutto è quella di riunire sotto uno stesso tavolo tutte le associazioni e tutte le attività produttive come ho fatto per il Natale quest'anno e decidere immediatamente le azioni da farsi. Le azioni principali sono quelle di puntare sul turismo. Noi punteremo molto sul turismo, ma il turismo non a parole ma con i fatti. Altro argomento importante per Vittorio Veneto è il tanto discusso traforo di Sant'Augusta. L'incognita è rappresentata dal problema dei costi di gestione del traforo, oltre dal fatto dell'uscita. L'uscita sappiamo che va a insistere su una zona delicata che è prospiciente agli istituti scolastici. Bisogna andare a verificare, questo dovrebbe farlo l'attuale amministrazione, se nella convenzione fatta con ANAS effettivamente sono state chiarite che le manutenzioni straordinarie, le manutenzioni sono a carico di ANAS. Io questo purtroppo non lo so. Francamente non lo sapeva neanche il candidato sindaco del PD ieri quando ci siamo parlati, quindi spero tanto che questo non sia, perché sarebbe veramente una gabella non da poco. Tema importante per Petterle, l'ospedale e la ricerca. Cercherò di valorizzarlo puntando soprattutto sulla ricerca oncologica e sulle malattie dell'apparato respiratorio, in quanto Vittorio Veneto è sempre stato punto di riferimento nel Veneto per le malattie comuni dell'apparato respiratorio e per la ricerca.